Mister, mai come oggi forse la Blue Orange si è dimostrata superiore all'avversaria, ha pagato un ultimo quarto di partita in cui la benzina forse era finita. No, la benzina era sicuramente finita per colpa nostra. E difatti questo è il rammarico. Comunque noi abbiamo giocato col portiere fuori non per scelta tattica, perché l'abbiamo provato, ma per risparmiare i giocatori, perché giocando in questo modo abbiamo fatto passare i minuti, soprattutto nel primo tempo, che comunque nel primo tempo avevamo un po' di benzina, siamo riusciti a giocare e con tutti i primi tempi saremo a 9 punti e invece siamo a 0. Perché non abbiamo benzina? Perché durante le vacanze di Natale avevo 2 ragazzi della prima squadra di media allenamento su 4, ne abbiamo fatto programmati dal mese prima, quindi tutti sapevano quando sarebbero stati i giorni proprio per evitare problemi con vacanze, non vacanze, sci eccetera. Però solo 2 della prima squadra li avevo, gli altri erano under, non riuscivi neanche fino a fare la partitella e non potevi provare assolutamente niente. Questa settimana alcuni dei giocatori che erano in campo non li ho visti né tutta la settimana, quindi 3 allenamenti non siamo riusciti a farli. Alla fine è normale e poi chiaramente ti chiedono anche, sono convocato, non essendomi allenato, tu devi dire sì perché vai a giocare in 10, perché uno ha preso il secondo giallo stupidamente, ma comunque cosa vecchia, e altri sono infortunati e lo sappiamo, e il capitano ha stretto i denti perché aveva male, lui non si è allenato tutta la settimana, di solito si allena sempre, ed è stato l'unico presente durante le vacanze a farne 3, quindi Luca Bianco è stato fermo i 3 allenamenti perché aveva male e oggi è venuto a provare ed è rimasto in campo lottando fino alla fine a 1,49, quando mai la situazione era inutile tenerlo in campo, l'ho cambiato perché comunque aveva un forte male al ginocchio. È chiaro che in queste condizioni è facile da fuori poter fare qualunque tipo di commento, il portiere fuori no, il portiere fuori sì. Il portiere fuori era l'unica risorsa che avevamo per risparmiare i giocatori che non avevano benzina. Avevo i 2 under che potevo far giocare, avevo Pietro Stassi con male all'alluce che non sapevamo quanto avrebbe durato fuori. Quindi erano tante situazioni che io che sono negli spogliatoi li so, altri da fuori chiaramente non li sanno, ma non è questo il problema, è giusto che ognuno da fuori dica quello che vuole. E questo purtroppo è il brutto dell'Italia, siamo 57 milioni di italiani, tutti diciamo quello che pensiamo di vedere, quando uno può parlare se sa le cose. Se non sa le cose secondo me è giusto che stia zitto e poi chiede ma perché? Allora la domanda io posso rispondere, abbiamo giocato col portiere fuori perché non avevamo benzina nel motore, quindi abbiamo cercato di annacquare la poca benzina con un po' d'acqua per arrivare il più possibile a finire. Se avete visto gli ultimi minuti, poi giustamente come mi faceva notare Jimbo, è chiaro che il morale ti aiuta, ma siamo mangiati almeno 3-4 gol da spingere in porta perché non eravamo lucidi, perché non sei lucido, perché dopo un po' che giochi e non sei allenato, e anche se il ritmo non era altissimo, comunque questi quando partivano per far gol, ma è giusto che sia così, cioè non puoi fare la B senza allenarti, e questo è il risultato degli 0 punti purtroppo, perché io insisto a fare 3 allenamenti, più o meno tutti d'accordo, però per la realtà dei fatti non li ho, questo è la mia disamina della partita. E quindi non posso aggiungere altro. Poi la sfortuna, la traversa, il palo, eccetera, ne hanno preso anche uno loro. L'errore fatto, il pallonetto, la palla non è entrata salvata, ci sta, anche noi abbiamo salvato una palla nel secondo tempo. Però poi tutto il resto è legato proprio al poco allenamento o al niente allenamento, perché se uno durante le vacanze non ha fatto neanche un allenamento e nell'ultima settimana non ha fatto neanche un allenamento, qualcosa che non va c'è, ok? Anche se sei giovane, che hai 25 anni. Però gli altri si allenano. Castellamonte che ha vinto 8-0 col Pistoia, lo ripeto, ho parlato col loro presidente, con Biagio che adesso ha preso in mano la squadra, hanno fatto 15 allenamenti, doppie sedute ce l'aveva tutti, hanno vinto 8-0 col Pistoia. Pistoia forse era rimaneggiato, quello che vuoi, però tanto hanno vinto, perché corrono il doppio, perché se ti alleni corri, se non ti alleni non fai nemmeno più quello. E quindi i risultati sono purtroppo il 5-2 finale, è un peccato, secondo me forse la differenza di 5-2 non ci sta, però il risultato è 5-2 e non ci sono santi. Difficile con queste preamboli guardare al futuro, però bisogna guardare alla giornata adesso forse, perché insomma più di tanto non si può fare, bisogna vivere sull'entusiasmo, quel poco che è rimasto magari da parte dei giovani. Sì, io fossi un giocatore, però un minimo punto nell'orgoglio mi sentirei. Il problema è devi avercelo l'orgoglio per poter essere punta, perché se non ce l'hai è come il cervello, se non ce l'hai è inutile che dici non ho il cervello, non ce l'ha. È la stessa cosa l'orgoglio, sono tutte cose che se devi avere. E qui non so quanti ce l'abbiano, perché io non direi ci alleniamo 3 volte alla settimana, io farei 4 allenamenti, andrei a correre quando gli altri non si allenano. Questa è una questione mia di carattere, cioè mi piace giocare per vincere, soprattutto in queste categorie. Se gioco con i bambini è diverso, ma qui si gioca per vincere, per giocare per vincere, per dimostrare di essere più bravo, devo allenarmi e fare quello che più degli altri. Se gli altri allenamenti ne faccio 4 per dimostrare che posso andare avanti e vado a correre da solo. Qui c'è gente che potrebbe giocare e
non lo vedi, non viene allenamento, ha male alla gamba, male al ginocchio, male alla tibia, male da tutte le parti e non ci sono e non va bene, e non va bene. C'è la possibilità, io faccio 5 allenamenti alla settimana, vado a correre 2, faccio 3 allenamenti, tanto un'ora per andare a correre possono trovare tutti, in qualunque momento, ma devi averne voglia, devi avere la motivazione e l'esigenza di farlo, non fare la B per dire ho fatto la B e tra 10 anni racconterò a mio figlio di aver fatto la B, questo lascia il tempo che trova.